Perché l'8 dicembre è una giornata importante per Maria Madre? Perché l'8 dicembre è il giorno in cui è stata consacrata questa chiesa. Questa chiesa è stata consacrata 41 anni fa ed è partita da un sogno molto bello, il sogno di avere una comunità in mezzo alle case che potesse essere il segno della prossimità e della vicinanza di Dio agli uomini. La parrocchia è nata invece 50 anni fa, perché prima è nata il desiderio di una comunità parrocchiale e poi la comunità ha scelto di costruire la propria chiesa. Quindi il 22 agosto del 68 è nata la parrocchia, successivamente, 10 anni dopo quasi, è stata consacrata la chiesa. Sono già passati 50 anni. Sono passati 50 anni e credo che il sogno rimanga sempre un po' lo stesso, cioè che la Chiesa possa essere il segno della vicinanza di Dio, della prossimità di Dio in mezzo agli uomini, in mezzo alle persone. E questo sogno è continuato e si è evoluto, ecco. Quindi dal primo parroco che ha iniziato, Don Romano, poi c'è stato Monsignor Gero Marino, che in quasi 20 anni ha dato una formazione, una forma a questa comunità parrocchiale secondo quello che era il Concilio Vaticano II. E poi, quasi 2 anni fa, ho iniziato io e il Vescovo mi ha chiesto che la comunità di Maria Madre, insieme a tutte le comunità di Lavagna, possano iniziare un cammino di comunione. In effetti, con i ritmi di oggi ci sono stati anche pochi parroci. Sì, in 50 anni diciamo i parroci sono stati relativamente pochi, ecco, quindi io sono il terzo parroco di Maria Madre, però ecco, pensarsi come comunità cristiana in comunione con le altre comunità cristiane per servire la città. Oggi presente anche il nostro Vescovo, qual è stato il suo messaggio? Ma il Vescovo ci ha invitato a contemplare Maria come il modello della Chiesa e dell'umanità nuova. E in modo particolare ci ha mostrato e ci ha invitato a guardare alla Chiesa con uno sguardo nuovo, non con lo sguardo diciamo pessimista che viene misurato diciamo dalle opere dei figli, e tante volte sono opere negative che feriscono diciamo la Chiesa e l'umanità, ma ci ha invitato a guardare partendo dal bene, partendo dalle primizie, quindi partendo da Maria. E questo sguardo su Maria ci educa intanto a riscoprire che al centro della Chiesa c'è il Signore e che la Chiesa vive per Lui e che silenziosamente tanti uomini e donne pregano, costruiscono le comunità cristiane. Il male fa molto rumore, il bene invece è silenzioso ma è diffuso ed è molto più presente il bene rispetto al male. È un tempo in cui possiamo anche noi parrocchiani, i parrocchiani di Lavagna, ma non solo, fare una piccola riflessione per ognuno, per se stessi. Certo, la riflessione personale è che la Chiesa non può essere delegata unicamente nelle mani del Vescovo, nelle mani del parroco, ma ognuno è una pietra viva, importante e preziosa. Quindi tutto quello che ognuno può dare per costruire questo edificio che è la Chiesa, lo può e lo deve fare, e soprattutto che la Chiesa diventi a servizio degli uomini, dell'umanità. Questa è un po' la sua vocazione. Un invito anche ai giovani che stamattina erano molto presenti a vivere la Chiesa con entusiasmo, non in forma mediocre. I giovani hanno bisogno di avere davanti degli adulti coerenti, perché il giovane scommette sul futuro se ha davanti a sé degli adulti autentici che credono e che vivono a quello che credono. E questa mi sembra una responsabilità grandissima. Noi a volte guardiamo con sfiducia i giovani, però tante volte i giovani hanno davanti degli adulti che
che non apprezzano il loro tempo, il loro essere adulti, ma magari scimmiottano i giovani. E allora un giovane di fronte ad un adulto che ha un po' capovolto, diciamo, il suo sguardo, ecco il giovane dice non vale la pena diventare adulto. Allora dobbiamo pregare per i giovani, ma dobbiamo pregare che gli adulti siano autentici e veri. I parrocchiani, un gruppo almeno, si ritrova per il pranzo insieme. Sì, il giorno dell'Immacolata la comunità organizza per tutti gli anziani una polentata, un pranzo, ed è un momento bello, come dire, per dire che la comunità è vicina alle persone che vivono, diciamo, la parte forse un po' più faticosa della vita, che è quella di chi avverte che la vita se ne sta andando. E la comunità deve essere sensibile, diciamo, alle persone più deboli, alle persone più fragili. E la cosa bella è che la comunità sia anche organizzata per portare il pranzo a quelli che sono a casa e che non possono uscire. Quindi così, il desiderio di essere una chiesa che va incontro e non solo una chiesa che aspetta la gente che venga. La signora Giuliana c'era fin dai primi tempi? Dai primi tempi, dalla fondazione, nella sede provvisoria di Via degli Orti, con Don Romano Ferrogiaro. Abbiamo seguito tutto l'evolversi e siamo stati sempre anche partecipi, sia io che mio marito. Abbiamo instradato i ragazzi, abbiamo 2 figli, hanno partecipato a tutte le attività. La Gianna è contemporanea più o meno ai miei figli, giusto? Cosa si ricorda di quei tempi, quando si parlava di edificare una nuova chiesa? Io abito in Via dei Devoto proprio, e faceva piacere perché andare a Santo Stefano sembrava una distanza, però era anche bello avere un punto di incontro, un punto di ritrovo comune insieme, e poi la novità di fondare una cosa nuova, di forgiarla un pochettino come si voleva che fosse. E poi ero anche molto giovane allora e c'era l'entusiasmo della novità, della partecipazione, di coinvolgere i più giovani, ma è stato veramente un periodo bello della mia vita. Faceva la catechista? Ho fatto la catechista, ho fatto l'animatrice dei corsi in preparazione al matrimonio, ho fatto mio marito guidava i ragazzi nel campetto sportivo, facevano il torneo dei campanili, c'era anche suo marito, era tra gli allenatori, i promotori, e c'era tanta animazione, è vero? Certo. Si viveva insieme, anche la partecipazione, che so, alla processione, che era un po' un'istituzione, una forma un po' invecchiata, diciamola così, e l'avevamo rinnovata con gli stendardi del gruppo, ti ricordi? Certo, insomma, c'era la novità e c'era l'entusiasmo. Lei signora cosa si ricorda dei primi tempi? Io mi ricordo che mio marito faceva l'allenatore dei bambini e quando abbiamo comprato il terreno qua c'erano ancora i cavoli, coi bambini è andato giù, ha tirato fuori i cavoli e ha fatto il campetto del pallone. Mio marito faceva l'allenatore e suo marito Dirigente. Dirigente. Don Romano era contento di queste cose? Sì, Contenti. Sì, palleggiava veramente, sì. Quando c'era diciamo, i giochi del pallone, non so, lei non c'era ancora, né? Lui non c'era ancora. No, c'ero, stia tranquillo, che ho più della parrocchia. Come c'era? Sarà stato bambino. Bambino. Né, che veniva tantissima gente a vedere giocare questi bambini perché faceva i tornei buoni
Insomma, ste bambini, loro se lo ricordano, come giocavano. E facevano un tifo i genitori, a Canino. Già allora, perché adesso parlano dei genitori, ma già all'epoca. C'era già. Gianna, mi dicono che insieme alla Giuliana eravate presenti sì, fin dall'inizio. Ero una ragazzina allora perché facevo la terza media, quindi puoi immaginare. Servivo a tavola. La festa della polenta, diciamo tra virgolette, la festa dell'Immacolata, e io servivo a tavola come questi ragazzi che lo fanno adesso con tanta passione. E poi pian piano mi sono inserita con le persone un po' più anziane, e adesso cerco di coordinare bene l'organizzazione della festa. Perché? Perché ci sono tante cose da fare, soprattutto il portarla a casa alle varie persone che erano qua con noi, che adesso non escono più. E questa è una cosa abbastanza importante, perché ne abbiamo consegnato addirittura 60. Ci siamo divise in 5 o 6 gruppi. Questo in questi giorni, oggi, no? Oggi stesso facciamo un paiolo prima, una mezz'oretta, da poterlo consegnare. E il secondo paiolo invece è per queste di presenza. Invece di tanti anni fa... Che conosce anche lei, Alberto Bozzo, che è lui che ha lanciato questa festa della polenta, tant'è vero che ancora oggi usiamo i paioli in prestito dal CAI, non so se te l'hanno già detto, forse l'hai già detto questo. E vorrei ricordarlo proprio oggi insieme a tutti, perché è stato un amico per tutti, ecco. Invece 50 anni fa diceva era una piccolina, giustamente, no? Che cosa piano piano poi si è ricordata anche degli impegni in parrocchia? Impegni in parrocchia, faccio parte del Consiglio per gli Affari Economici e del Consiglio Pastorale Parrocchiale, da tanti anni questo ormai, del succedersi dei vari 3 parroci, e questo è un gran ricordo per me che ho, perché pur essendo molto diversi tra loro, questi 3 parroci sono stati il meglio che potessimo avere. E tanto è vero che insomma i risultati si sono visti. E abbiamo anche un po' di diversità che ci aiuta, ci conforta. Perché sono diversissimi. Sono diversi, ma tutti validissimi. Il lavoro nostro è diverso, però non sono riusciti, non ci hanno allontanato, anzi siamo cresciuti insieme a loro. Come fa qua a fare il cuoco? Il cuoco, per dire la verità, io sono aiutante, non sono cuoco. Comunque, Sei un aiutante? sono un aiutante, va bene. Per adesso va bene. Come ti chiami? Siamo organizzati, Gianni. Polenta ormai, tradizione. Sì, questa è la tradizione di tutti gli anni, è una bella cosa perché così facciamo felici le persone anziane della parrocchia. E no. Come no? E invece il cuoco come si chiama? Il cuoco, no, non è un cuoco questo qui. Io sono Giorgio. Giorgio, sei tu che hai fatto la polenta. No, l'abbiamo fatta assieme, non io. Ma come si fa la polenta? La polenta, basta averci la farina, un po' d'acqua, un po' di fuoco e poi tanta voglia di girare. Vieni più po'. Vi siete stancati, via? No, stancati no. No, perché ormai ci siamo industrializzati. La giriamo con un macchinario apposta. Beh, allora la girate con un macchinario. Sì, la giriamo con un attrezzo apposta. Qua abbiamo 2 cameriere, vi chiamate? Elisa. Martina. Siete contenti di fare la cameriere? Contentissime, sì, molto. È una bella festa. Bello, ci divertiamo, e poi noi comunque facciamo parte di una compagnia teatrale che fa sempre le prove qua, ci sembrava giusto per svegliarci. Avete cantato benissimo, siete bravissimi. Sì, grazie. Invece tu? E anche io sono molto contenta, i signori anche sembrano felici, quindi è una bella esperienza. Tradizionalmente per la festa dell'8 dicembre mi travesto da giovane e servo in tavola coi giovani. Fai il cameriere. Sì, esatto. È una bella festa. È una bella festa, poi per noi conta molto, ecco, va avanti da 40 anni e sì. Tra l'altro quest'anno è un anno particolare perché si festeggia il 50°, quale esperienza, quanti vissuti qua? Il 50° della parrocchia e il 40° della Chiesa Nuova, quindi un anniversario veramente molto spesso.
E tu hai vissuto tanti anni qua da sempre? Da sempre, sì, da sempre. Da quando è nata questa parrocchia io c'ero. Cosa ti ricordi dei primi tempi? Ma dei primi tempi mi ricordo Don Romano, che allora era un ragazzo, che forse era ancora amministratore parrocchiale, neanche parroco, e queste messe in questa chiesa, che a me allora sembrava un po' strana perché era un fondo, era una sistemazione di fortuna. Poi pian piano le cose che sono cambiate, mi ricordo la costruzione di questa chiesa e poi finalmente la dedicazione. Insomma, penso che sia stata un'idea un po' nuova. È un'idea un po' nuova, sì, fra l'altro nata in un quartiere che stava quasi nascendo allora, perché questa zona una volta erano tutti orti, poi hanno cominciato a costruire e quasi contemporaneamente è nata questa parrocchia. Quindi... Avete dovuto formare tutte iniziative, gruppi, insomma, i consigli? Sì, pian piano è nato il consiglio pastorale, sono nati ancora a quei tempi i primi gruppi Caritas. Vabbè, per me i primi sono ricordi un po' lontani, ma insomma qualcosa, sì. Poi è nato il consiglio pastorale, sì, i campi e tutto il resto. I parroci si sono avvicendati perché gli anni passano, insomma. Ma però ne avete cambiato pochi, coi tempi attuali, insomma, 3 parroci, soprattutto 2. E i primi 2 sono durati molto, sì. Sono durati molto e sono state 2 belle presenze, quindi speriamo che anche il terzo si fermi a lungo. Qua siamo con Stefania che ha fatto il sugo. Ci sono in tante. Il gruppo del sugo. Sì, il gruppo del sugo, sì, da diversi anni, sì. E che sugo avete fatto? Funghi e ragù. Funghi e ragù che non ce n'è più. Avete finito? Ho mangiato tutti i funghi. I funghi sono buoni, poi quest'anno ne sono nati tanti. Sì, cerchiamo di fare bene. Ma com'è andata la vita in parrocchia in questi 50 anni? Bene, sì. Cambiato diversi parroci, ma va bene, molto bene. Lei si chiama? Luciana Lanzone. Luciana. Lanzone. Il sugo come l'ha fatto questo io sugo? Non l'ho fatto io, no. Lo distribuisce? Lo distribuisco e ho aiutato a apparecchiare le tavole e basta. Però gli ingredienti li sa quali sono? Sì, il solito del ragù, quello lo sappiamo un po' tutti. Insomma, no, è molto buono in ogni modo, che l'ha fatto veramente, specialmente la signora, è molto brava. Ecco, quello sì. E in parrocchia invece? Sa che sono i 50 anni? Sì, lo so, altro che, infatti sono 52 anni che abito qua, perciò... Cosa ci racconta di questi 50 anni? Sì, tante cose sono cambiate, ma è anche logico perché gli anni sono passati, perciò di conseguenza io mi sono sempre trovata bene, cioè io mi adatto anche alle situazioni, ecco. Perciò naturalmente che, come dico, gli anni sono passati e va bene, ma in ogni modo tutto bene. Anche a questo parroco mi piace perché è giovane, anzi all'età di mio figlio, perciò... è un po' con tutti i ragazzi, ecco, è una cosa. Don Gero mi è piaciuto anche tanto perché ho un buon ricordo di Don Gero, insomma non c'è niente da dire, ecco, per quello. In questi 50 anni qualcosa da ricordare con piacere di più? Ma che mio figlio è stato uno dei primi ad essere battezzato qui, era ancora la chiesa nel magazzino. Poi ci ha fatto la comunione, la cresima e poi Don Gero, dato che mio figlio si è sposato a Cogorno, Don Gero era andato, io lo chiamo sempre Don Gero perché per me è rimasto... Sì, lo salutiamo, ormai è vescovo però. Però per me è sempre Don Gero e l'ha sposati anche su a Cogorno. Sì, insomma, no, in ogni modo niente da dire, ecco. Cioè, bene. Tutto bene. Ecco. Cose belle. Sì. Poi siamo un gruppo di giovani che ci troviamo al mercoledì. La tengo sempre nel cuore questa giornata perché per me è il giorno più bello dell'anno, non so, mi piace questa atmosfera che si vive qua, poi vicino al Natale, ha tutto un suo rito questa giornata e da 15 anni, da quando servo qua questa mensa qua, porto sempre un bel ricordo di questa giornata. Un anno non sono potuto esserci perché stavo male, l'ho sofferta. Perciò l'8 dicembre ti troviamo qua. Ah sì, assolutamente. E invece parrocchiano da sempre?
Quasi, diciamo, da tanti anni, diciamo. Anch'io vengo qua sempre l'8 dicembre, salvo un po' più imprevisti, però quasi sempre ci sono. Com'è la vita in parrocchia? Ma adesso abbiamo cambiato abbiamo Don Federico, ci troviamo bene, ci trovavamo bene anche prima, comunque è sempre una buona novità, ecco. Sì, comunque procede abbastanza bene, come vedete. Questo è un momento particolarmente animato anche nel corso dell'anno, una tradizione antichissima che risale a Don Romano, che l'ha voluta quasi fin dagli inizi, quindi poi si è consolidata nel tempo, è diventato un appuntamento rituale. E la polenta tra l'altro è molto buona. Sì, tra l'altro il menù non è cambiato, quindi da sempre, quindi non c'è, la polenta è rimasta una continuità, così come anche il secondo, l'arrosto con piselli o meno, è un classico insieme alla diplomatica e ai mandarini successivi a seguire. Tra l'altro qua siamo nella sala del teatro, sì, dove tu sei un attore. Sì, responsabile. Sono responsabile del teatrino e devo dire che in questi ultimi 2 anni, da quando abbiamo rimesso a posto insieme a Don Federico e Don Stefano il teatrino, munendolo di un bel impianto luci, delle quinte proprio ignifughe, quindi a norma, stiamo riuscendo a fare diversi belli spettacoli. Adesso il prossimo, il 26 gennaio, facciamo un bellissimo spettacolo, ne approfitto. Assolutamente. Ne approfitto, il 26 gennaio facciamo uno spettacolo bellissimo, viene la compagnia teatrale di Moneglia, porta in scena uno spettacolo che si intitola Il Visitatore ed è un interessantissimo dialogo tra Dio e Freud. E cosa esce fuori? Cosa esce fuori? Diciamo che è un bel dialogo perché sono 2 personalità molto, molto diverse, quindi usciranno fuori un dialogo agguerrito con tanti begli spunti di riflessione e non può essere assolutamente lasciato lì senza essere visto, assolutamente siete tutti invitati. 26 gennaio. Benissimo, 26 gennaio. Siamo con Alessio Estelio. Oggi cameriere. Cameriere, sì, oggi cameriere per la prima volta, è una bellissima esperienza, sono molto contento. Come ti trovi in parrocchia? Bene, bene, l'ambiente è bellissimo, io conosco i ragazzi, conosco i Don, e questo è un bellissimo ambiente, non c'ero mai stato, so che sono 15 anni che lo fanno, se non di più, è una bellissima giornata, un ambiente molto bello. Quanto tempo sei qua in parrocchia? Come anni di... io ci sono da una vita in parrocchia, magari non seguo tanto, ma ci sono da tanto, abbiamo una piccola compagnia teatrale e ci ospita la chiesa qua nel salone, quindi sono ormai 7 anni che ci siamo sempre qua. Un attore, via? Sì, più o meno, dai, così, se vogliamo dire attore diciamo attore. E Alessio invece? Io sono della parrocchia, quindi nato e cresciuto qua dentro. Sei stato battezzato qua? Esatto, sì, battezzato, cresimato, tutto. E sì, anch'io aiuto come ogni anno qui al pranzo e si fa quel che si può per dare una mano e per collaborare. E attore anch'io. Attore sempre nella compagnia. Sempre nella... Che cosa c'è da apprezzare di bello che vi ha coinvolto sempre in parrocchia, che potete dire a un vostro amico che magari un pochino più che non ci pensa? Ma se non altro anche il discorso della solidarietà, aiutare almeno anche se una volta all'anno, però sarebbe da farlo anche più volte in queste occasioni, anche con gli anziani e tutto, è una cosa anche positiva, anche, che ti forma anche. Lo vedete come un posto dove potete trovare anche una persona, il parroco, anche adulto, di poter scambiare qualcosa dalla propria vita? Sì, quello sì, comunque c'è anche il buon rapporto con i Don e tutto. Tu cosa dici a riguardo? No, che è verissimo quello che ha detto lui, compatibilmente col tempo che a volte è poco, è bello comunque dedicarlo a queste attività perché comunque uno aiuta, fa del bene, condivide tante esperienze, condivide tante situazioni e c'è lo scambio di idee anche con persone di una certa età, più anziani di noi, più giovani, è bello, è bellissimo. Bene, allora, bravi. Ti lasciamo, qua cosa andiamo per il secondo, no? Andiamo per il secondo, io qua ho 4 arrosti con contorno di piselli.
consiglio a tutti di unirsi a noi. Vado che sennò veramente poi mi sgridano i commensali. Bene, bene, bene. Matteo e Alessandro, altri due camerieri. Matteo. Sì, sono un cameriere. Ciao a tutti, vabbè. Sono di servizio qua, sono seminarista e niente, sono appena arrivato e inizio. Appena arrivato? Sì, da poco. E invece tu? Io invece faccio parte non tanto come seminarista, ma frequento la compagnia sinistra teatrale, il gruppo teatrale, mi hanno invitato, avevo un po' di tempo libero dal lavoro e di conseguenza ho detto ma sì, mi passo un paio d'ore, faccio un po' di volontariato che fa sempre piacere, è sempre una bella cosa comunque. È un bel gruppo allegro di giovani abbiamo visto. Un bel gruppo sì, assolutamente. Poi la giornata direi che merita anche, meno male, un po' di sole, che era una rarità vedere un dicembre così bello, quindi merita la giornata, merita l'atmosfera, insomma, un bel pranzo, diciamo. Poi noi che siamo un po' meno giovani, essere serviti dai giovani ci fate diventare un po' con qualche meno anni. No, ma l'importante è essere giovani dentro, sia giovani a qualsiasi età, io reputo che l'età anagrafica conta relativamente in tutto, guarda. Tutto bene, insomma, mi trovo una branca di amici, tutti di una certa età, ma comunque me la trovo perché anche io ho una certa età. E va bene. Io sempre in canto senese. Sì, perché ho 100 lì. Ho 100 lì perché con cantare, ormai canto tutti obilico. Capisci? Cioè? Cioè con cantare sei quello che fa bene, che tu gli hai la stanca, o baccano un peso da settoti, e quello lì sai io canta. E allora, ho capito. E allora canto lì perché canto tutti obilico, con cantare basta così. Ma qual è l'ispirazione di questi tempi in canzone di fessura? Canzone, va bene. Ma corso che quando dico le scemate, perché dico le scemate, la gente se ne muove, quindi sono contento anche io. La gente ha bisogno di sorridere un po' perché tutte le preoccupazioni, no? Sì, sparami correse sempre. Siete partiti e mi sembra che funzioni tutto. Sì, va tutto bene, la gente ha risposto bene, anzi ottimamente direi, perciò speriamo che siano contenti del mangiare, ma mi sembra di sì. Ti abbiamo visto con due coperchi per far silenzio, mi sembra una cosa simpaticissima. Ma perché diversamente bisognerebbe prenderli uno per uno e dirgli di star zitti, ma tanto non ci si riuscirebbe. Allora ho escogitato quel sistema lì perché sennò non si riesce a dire due parole, a farsi sentire, perciò non avendo microfono poi... Tra l'altro non solo stoccafisso, abbiamo visto un bel antipasto, testairoli, via. Ci sarà anche il formaggio con le noci e anche il dolce e la frutta. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio e speriamo di accontentare tutti. A che cosa servirà questo ecografo?
Allora, è un ecografo di altissimo livello che servirà sia per le pazienti ostetriche che per le pazienti ginecologiche come diagnostica. Per le pazienti ostetriche, soprattutto per quelle che viene chiamata ecografia morfologica, quella della 22esima settimana, che ha bisogno sempre di apparecchi sempre più recenti per visualizzare sempre di più eventuali purtroppo patologie fetali e per indirizzarle poi a una giusta, se esiste, terapia. Per le pazienti ginecologiche, la prevenzione dei tumori sia dell'utero che dell'ovaio, ma soprattutto abbiamo intenzione di iniziare lo studio del pavimento pelvico con la ecografia 3D transvaginale proprio per indirizzare le pazienti verso un intervento adeguato. Penso che anche la sua presenza in una giornata come questa è importante come testimonianza. Ma io non mi considero una persona importante, ho visto tante persone che conosco, tanti amici a cui sono affezionata e secondo me è importante quello che fa il signor Mordini, che ha dato veramente segno di un profondo attaccamento alla popolazione nostra, anche in condizioni non ottimali di salute. Un grazie a tutta questa gente. Ma non ci sono parole per ringraziare tutti questi ospiti che nonostante tutto, nonostante il tempo, sono venuti, hanno risposto al nostro appello e grazie soprattutto a tutti i componenti della Proloco di Levi che sono sempre per il Comitato Malati Tigullio. Grazie. E lo stoccafisso è sempre buono. Ma lo stoccafisso è super, con olio di Levi super, ma poi c'è anche altro, Abbiamo visto anche il testaglione. Ma sì, ci sono tante cose. Oggi non si prende fame, oggi si può andare tranquilli. Ricordiamo a chi va per che cosa serve ricavato. Guarda, questa giornata contribuirà, perché naturalmente non si riesce a raggranellare 60.000 euro. Dobbiamo acquistare un ecografo per il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lavagna. Il ricavato di questa giornata contribuirà all'acquisto di questo ecografo. Non solo stoccafisso. Non solo stoccafisso, è vero, ne approfittiamo, facciamo anche 2 testaroli, non ne muffo mai quest'anno, lui ferma anche posto che fiscio. Ci stanno sempre bene. Sì, ci stanno, vengono apprezzati, quindi è che li facciamo piccini, perché se facciamo grossi poi lo stoccafisso rimane. Li date come antipasto? Sì, antipasto e via, sì. Tutti gli anni ormai è un'abitudine, è una prassi questa, sì. Ma il pesto che cosa? Pesto, olio e basta, solo pesto e olio. Nutella quest'anno non ne facciamo, per lo stoccafisso niente Nutella. Ma la ricetta del testarolo com'è? Farina bianca, un 30% di integrale, acqua gasata e non a 50%, olio e sale e poi si impasta bene, una densità deve essere piuttosto cremoso, in modo che diventi rotondo mentre si cola e togli a posto. È semplicissimo, bisogna pigiare la mano, logico. Bisogna mangiarli un po' caldi, no? Certo, sì, devono essere bei caldi, sì. Specialmente perché l'olio così, l'olio nuovo vaporizza e dà un altro gusto. È tutto pronto, ormai si parte? Guarda, tutto pronto, è questione proprio di aspettare gli ultimi e noi siamo pronti, c'è tutto organizzato. Stoccafisso come al solito, la nostra base. E sembra anche bello, se è bello e buono, speriamo, se facciamo una bella giornata. Com'è stata la preparazione? Ma ci sei stato dietro Daniele, il nostro presidente, e altri soci e questa mattina dalle 9 siamo qua per le fagiolane, per pulirlo, preparare tutto, il testaglione, eccetera, eccetera. Tutto bene comunque. Anche per voi è un modo da stare insieme? Guarda, queste cose per noi sono proprio la nostra base, lo facciamo proprio volentieri, proprio la compagnia, stare insieme e poi per questo scopo, per i malati del Tigullio, Mordini, noi tutti gli anni lo facciamo questa cosa, anche oggi siamo proprio al completo, non c'è più posto, vuol dire che la gente ci tiene sia a noi ma soprattutto per lo scopo a cui è fatta questa cosa. Sono appuntamenti questi che fanno anche incontrare persone e far gruppo. Veramente, da un anno all'altro, magari anche da un anno all'altro, però fa piacere ritrovarsi perché si viene anche per una bella iniziativa.
e ho trovato tanti amici, come se ci fossimo visti ieri, è positivo. Sono anche occasioni per uscire dal solito guscio, ecco. Si incontrano sempre tante persone. Veramente, no, ho trovato anche un ragazzo per esempio con cui facevamo atletica leggera, ci battavamo a turno, quindi era bello ricordarci, ci siamo guardati e corriamo ancora, corriamo con i limiti della nostra età, ma corriamo ancora. È il modo anche di aiutare i comitati. Quello direi che piace, è un'iniziativa questa che non si può dire di no, direi proprio che non si può dire di no perché si vedono i risultati e poi è sul territorio, è un ritrovare tanta gente che vedi che per lo stesso motivo, ecco, siamo stimolati a ritrovarci. È naturale, Mordini lancia l'idea e noi aderiamo. So che ho dovuto prenotare un primo tempo, poi arrivavano degli altri amici e c'è stato quasi da fare perché c'è presenza, mi fa piacere.